Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, linea notte di infofriulitv.net. Oggi, stando ai dati diffusi dalla Regione, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 974 nuovi contagi su 12.921 tamponi, di cui 1.825 antigenici rapidi. In riduzione di decessi, 8 casi più 1 pregresso, 23 in meno rispetto a ieri, e in miglioramento anche le terapie intensive, 55 totali, meno 4, e ricoveri in altri reparti, 594, meno 7. Saranno 265 le persone che il 27 dicembre si sottoporranno alla prima delle vaccinazioni anti-Covid in Friuli Venezia Giulia. A darne notizia sono il governatore Massimiliano Fedriga e il vice, con delega alla salute, Riccardo Riccardi, al termine di riunioni operative svoltesi nella sede della Protezione Civile a Palmanova per definire i dettagli tecnici dell'operazione che interesserà dapprima il personale sanitario della Regione. Quella che prenderà il via il 27 dicembre, hanno detto Fedriga e Riccardi, è la campagna vaccinale così come definita dal governo e dal commissario Arcuri. Le prime 265 dosi saranno inoculate nell'arco di 48-72 ore. Come detto, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 974 nuovi contagi, il 7,54%. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Le persone risultate al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano a 44.533, di cui 9.462 a Trieste, 19.812 a Udine, 9.455 a Pordenone, 5.269 a Gorizia, alle quali si aggiungono 545 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano 14.127, i decessi 1.408, con la seguente suddivisione territoriale: 420 a Trieste, 612 a Udine, 287 a Pordenone e 89 a Gorizia. I totalmente guariti sono 28.998, mentre i clinicamente guariti 647 e quelli in isolamento 12.831.
Il Friuli Venezia Giulia, attraverso la restrizione al Veneto di quota parte dei contributi erogati alla società di gestione degli impianti sciistici del comprensorio di Sappada, imprime una decisiva accelerazione a favore del rilancio del turismo montano. L'accordo contenuto nella delibera presentata dall'assessore al turismo Sergio Emilio Bini ha avuto il via libera della giunta regionale. Con 207.000 euro, oggetto dell'intesa, si andrà in particolar modo a superare ogni criticità derivante dal vincolo di inagliabilità quinquennale fissato sugli immobili di proprietà della società di gestione a seguito dell'erogazione dei contributi da parte della Regione Veneto. Va precisato che l'importo in esame corrisponde esclusivamente al controvalore del contributo concesso alla GTS Srl, proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di ammortamento già intervenuto dalla concessione rispetto al vincolo quinquennale previsto dalla normativa regionale veneta. Secondo l'assessore al turismo del Friuli Venezia Giulia si tratta dunque di un passo importante non solo al fine di evitare sgradevoli contenziosi tra amministrazioni, ma soprattutto, conclude, per accelerare l'iter di rilancio del turismo montano, uno dei poli più importanti del Friuli Venezia Giulia. La pagina sportiva. Dal 3 al 23 gennaio l'Udinese avrà 6 partite e affronterà la Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Un percorso da affrontare un passo alla volta, sapendo che tutti i punti, compresi quelli col Crotone, sono importanti. Lo ha affermato il tecnico dell'Udinese Luca Gotti direttamente alla televisione dell'emittente televisiva della società Udinese TV, alla vigilia della trasferta di Cagliari, per la quale annuncia novità di formazione anche in ragione delle 3 gare ravvicinate. Per il centrocampo posso dire che questa settimana, forse per la prossima, abbiamo visto lampi del Mandragola vicino al massimo del suo potenziale. Sono contento della crescita di Aslan e di Vallas, che ha fatto 2 mesi di assenza e migliora molto velocemente. Van dosate le forze, lo stesso ragionamento va fatto per l'attacco, dove c'è abbondanza e la condizione generale sta crescendo. Sul Cagliari il tecnico dice che una squadra aggressiva con diversi giocatori di qualità e sottolinea che giocare in casa o in trasferta ora sì è molto relativizzato. Ricordo che la partita si giocherà alle ore 15 al Sardegna Arena di Cagliari. Per quanto riguarda la Serie B, ricordiamo che nell'impegno di ieri il Pordenone torna vittorioso dalla trasferta di Chiavari 1-0 sull'Entella. Per quanto riguarda invece la Serie C ci sono comunque buone notizie per quanto riguarda la sfida che si è giocata nel pomeriggio della Triestina. Lo Stadio Rocco ha battuto il Perugia per 2-1 alla Barda, che sale a quota 25 punti in classifica, esattamente a 7 dalla capolista Adige, a -3 dal Cesena. Andiamo a vedere i risultati della Serie D, le partite che si sono giocate oggi. Adriese Ambrosiana 1-1, Cartignano Chiarnis Muzzane 0-0, a Manzano Belluno Manzanese 1-0, a Mestre Clodiense Chioggia Sottomarina batte Mestre 3-1. In programma domani, rinviata la partita tra il Chions, che doveva giocare domani pomeriggio alle 14:30 a Campo d'Arsego, rinviata come detto a data da destinarsi. Con questo è tutto, augurandovi buona domenica, vediamo appuntamento come sempre nella tarda mattinata per gli aggiornamenti delle notizie e di quello che è accaduto insomma in Friuli Venezia Giulia. Buonanotte e alla prossima. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it.
Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.